Il girone della zona arancione, un limbo dantesco a cui sono condannate le regioni che non meritano il verde paradiso, né il giallo purgatorio e nemmeno il rosso inferno. Eppure oggi il Veneto è chiamato dal governo a scontare un'altra settimana in arancione nonostante i valori epidemiologici siano in netto calo. A pagare lo scotto le attività produttive che devono affrontare l'ennesima settimana di restrizioni, tanto che il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, appoggia la richiesta di revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni lanciata da Zaia e dagli altri 5 governatori della Lega. Il sistema può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull'economia, quindi è necessario il massimo rigore nell'analisi dei dati. A volte c'è troppa facilità nell'attribuire i colori delle regioni senza pensare a quelle che sono le conseguenze reali sul territorio. Una chiusura di una zona rossa, ad esempio, o di una zona arancio limita tantissimo la mobilità delle persone e quindi non permette, ad esempio, di andare a fare acquisti in alcune zone fuori città, fuori comune. E questo è un danno pesantissimo, senza pensare poi al danno anche sulle persone dal punto di vista sociale e relazionale, il fatto stesso che non si possa più incontrare un amico, un parente perché abita in un comune diverso. Questo sta creando dei danni molto molto pesanti. In rottura col governo Conte, anche Italia Viva chiede l'introduzione di nuove regole per ridare ossigeno alle attività produttive, oggi soffocate non solo dal Covid, ma anche da DPCM a volte contraddittori. Io penso che una delle risposte immediate che oggi appunto lancerò, e mi fa piacere di dirlo qui in anteprima, è proprio quello del passaporto vaccinale, perché questo potrebbe far riaprire in sicurezza tutte le attività produttive, ristoranti, bar e i commercianti in piena sicurezza, ma anche tutte le attività sportive, le palestre, le piscine, pensiamo ai locali notturni, cioè sono tutte persone che sono imprenditori e gestiscono l'economia e posti di lavoro anche nella nostra regione.